Cari amici, buongiorno a tutti, benvenuti. E sì, dopo tantissimo tempo siamo ritornati nella rubrica dei cuori solitari. Strano amore siciliano perde il pelo ma non il vizio. Sì, perché purtroppo i cuori solitari resteranno per sempre nella mia indole. Io sono nato per aiutare i cuori solitari, ce l'ho scritto pure sul braccio, strano amore siciliano. E vabbè, oggi siamo qui a Marsala perché dobbiamo andare a intervistare un cuore solitario. Ci ha dato appuntamento nelle zone periferiche della città, infatti lo stiamo cercando. Questo ragazzo si chiama Antonino, non so precisamente l'età, ma adesso fra poco lo scopriremo. Sta cercando l'anima gemella, sta cercando la fidanzata. E io mi sono messo in testa che la voglio aiutare, per cui gli facciamo una bella intervista per trovare questa anima gemella, questa ragazza, questa donna ideale, per crearsi un futuro, e vediamo se possiamo aiutare anche questo cuore solitario. Per cui amici, venite con me nelle zone di Marsala e andiamo a conoscerlo personalmente. Strano amore siciliano, forever, alright. Antonino? Alberto. Ciao Antonino, piacere. Allora Antonino, vieni qua, vieni. Sì. Ed eccoci qua su Strano amore siciliano. Allora Antonino, tu vai cercando la ragazza giusta, l'anima gemella. Sei di Marsala? Sì. Quanti anni c'hai Antonino? 31. 31 anni. Lavori? Sì, sono un imbianchino. Ah, l'imbianchino, sempre a Marsala. Sempre a Marsala, sì. La macchina ce l'hai perché t'ho visto Sì, sono automunito. Perfetto, va bene Antonino, parliamo di quest'anima gemella che vai cercando. Questa ragazza che età dovrebbe avere? Tu hai 31 anni, giusto? Questa ragazza da che età dovrebbe partire? Allora, vorrei una ragazza a partire dai 20 fino ai 35 anni. Quindi dai 20 ai 35, zone di provenienza. Significa dovrebbe essere di Marsala oppure... Quindi da qualsiasi parte. Da qualsiasi posto. Ti può contattare la qualunque... Sì. Va bene Antonino, parlaci un po' di te, cosa fai nel tempo libero? Diamo modo a queste telespettatrici, a queste donne che in questo momento ci stanno guardando, di conoscerti meglio. Allora, quando finisco di lavorare solitamente vado in palestra, nel tempo libero quando sono a casa solitamente passo il tempo su internet, YouTube, e poi la sera esco con gli amici. Tu c'hai diciamo la mia giornata tipo. Sì, c'hai un contatto Facebook? Sì. Come esci su Facebook? Antonino Sciarrino. Antonino Sciarrino. Sì. Va bene Antonino, allora parliamo di questa ragazza che andiamo cercando, cioè che cos'è che tu non puoi sopportare in una donna? L'arroganza di una ragazza, questo non lo posso dire come sopportare. Quindi principalmente ti attrae il carattere? Sì, principalmente il carattere è quello che mi attrae di più. Esatto. Mentre come preferenze per aspetto fisico? No, non ci sono problemi, non mi interessa se è in carne, se è magra, l'aspetto fisico diciamo è un aspetto secondario. Esatto, per te conta poco? Sì, conta poco, è il carattere quello che mi interessa soprattutto. Quindi diciamo se dovesse presentarsi qualche ragazza che magari si trova in carne, tu l'accetti lo stesso? Certo, ci mancherebbe. Quindi la carne ti piace? Sì, non sei vegetariano, l'importante è questo. Ok. Va bene, ragazze che ci state guardando, donne, principalmente single. Ah, mi stavo dimenticando una cosa importante, cioè tu la vuoi single oppure ti potrebbe contattare, non so, qualche ragazza madre oppure qualche ragazza che ha avuto un'ex storia? Questa è una domanda importante. Preferibilmente single la vorrei, però diciamo potrei valutare anche se mi trovo in buoni rapporti anche una perché no? Storia. Dice al cuore non si comanda, giustamente. Proviamo. Esatto. Vabbè, ripeto, amiche telespettatrici, ragazze che ci state guardando, donne, single e non, state guardando Antonino, 31 anni, di Marsala, un grandissimo lavoratore, un ragazzo a posto che sta cercando la sua anima gemella, la donna ideale. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente, non possono fare altro che, attenzione, come possono contattarti Antonino? Al mio contatto telefonico. Che tu naturalmente ci dirai, vai. 324 56 06 084. Questo è il numero di contatto telefonico di Antonino, lo state vedendo anche sotto in sovraimpressione, per cui contattatelo a questo numero telefonico oppure
Su Facebook, Su pagina Facebook. Sulla pagina Facebook che è Antonino Sciarrino. Giusto? Sì. Perfetto. Per cui, amiche telespettatrici, non perdete tempo. Ripeto, è un bravo ragazzo, è marsalese, è un grande lavoratore, non gli manca nulla, è motorizzato, la macchina ce l'ha pure. Non gli manca assolutamente nulla, gli manca solo la donna ideale, l'anima gemella. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente, facciano questo numero di telefono e conoscerete direttamente Antonino. Questo è tutto per la rubrica dei cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Antonino. Ciao ciao. Un saluto a tutti. Time is on our side. I need your love to make things right. Se vi chiedete oggi cosa c'entro col tempo, son qui per dirvi che il tempo è uno strumento. Il tempo ci raffredda, ci può portare sgomento, ci può anche dar lavoro e fortuna in un momento.